Lega contro Lega, Verona contro Treviso e potrebbe essere scissione, come 17 anni fa, quando a contrapporsi furono il veronese Comencini contro il trevigiano Gobbo. Oggi la sfida è tra Flavio Tosi e Luca Zaia. Il segretario della Liga, che rivendica l'autonomia della compagine veneta, minaccia di sfidare Zaia alle prossime elezioni regionali e, come per Comencini allora, si profila l'espulsione oggi. Che si faccia chiarezza subito, ognuno per la propria strada. E visto che Tosi è già faro di un nuovo movimento, io credo che non sia compatibile col fatto di essere anche nella Lega, perché lo statuto prevede che non ci siano due movimenti, due tessere. Da lontano gli fa eco il segretario della Lega Nord Matteo Salvini. Su Zaia non si discute, dice. Chi lo mette in discussione si mette fuori gioco e dunque si accomodi fuori. Parole che devono essere suonate come una vera e propria minaccia, dato che Tosi ai microfoni di Un giorno da pecora replica così. Io comunque farò l'impossibile per andarci, farò l'impossibile per andarci, per non prestare il fianco a dei miserabili che fanno percentuale, che fanno ci della va speculazione su all'80%. È molto probabile che riescano ad andarci. Oh. Ma non demorde e parla di regole che vanno rispettate. Se viene deciso di passare sopra l'autonomia della Liga Veneta, io valuterò il da farsi. Coerenza personale è la Liga Veneta, dice che deve scegliere il candidato. Da Venezia arriva il commento di Luca Zaia. È un'ipotesi che i veneti saprebbero valutare come un'ipotesi assolutamente abominevole, che va al di là di ogni più pessima aspettativa. Penso che il segretario sappia benissimo che non può candidarsi contro il suo candidato. Lunedì all'ora di pranzo prevista la resa dei conti. Accanto al bilancio della manifestazione di sabato a Roma contro il governo Renzi, a Milano ci sarà la questione Veneto e non è escluso che gli oppositori di Tosi chiedano il commissariamento della segreteria veneta. Intanto in Regione sembra naufragare l'ipotesi di inserire il ballottaggio alle prossime elezioni di maggio. In commissione Lega, Forza Italia e Prima il Veneto hanno fatto mancare il numero legale e la proposta non è potuta andare al voto. L'assessore Ciambetti aveva contribuito all'affossamento con due mere questioni tecniche e concrete: 8 milioni di spesa che la Regione non ha e tempi oramai stretti per la stampa di nuove schede elettorali.